Attacca nuovamente l'Atletico Messina, che conquista un fallo laterale. Sembra aver preso coraggio la formazione allenata da Gaetano Di Maria. A incaricarsi della battuta Giuseppe Bulletta. Protestano perché vorrebbero un calcio di rigore che effettivamente non c'è. Riparte in azione di rimessa il Lascari Cefalù con lo Monaco. Gnoffo non riesce ad arrivare e quindi sfuma una potenziale palla gol in contropiede per gli uomini allenati da mister Francesco Nardi. E qui nel frattempo c'è uno spintone da parte del capitano Ninni Portera ai danni di un avversario. Calcio di punizione per l'Atletico Messina. 0-0 dopo 10 minuti di gioco, 2 palle gol già per il Lascari Cefalù. La prima con Simone Di Salvo fuori a fil di palo davvero di pochissimo, e poi su schema da calcio d'angolo da parte di Guzman, conclusione al volo di Lo Monaco che sfiora veramente l'incrocio dei pali. Bruttissimo fallo da parte del numero 8 dell'Atletico Messina, Marretta. Ci starebbe forse un cartellino giallo nella circostanza, l'arbitro preferisce graziarlo poiché è stato il primo vero fallo di questo incontro. Si ripartirà con un calcio di punizione. Gira. Bravo. Gatta cerca compagni che non trova. Portera marcato, subisce fallo, calcio di punizione. L'arbitro redarguisce il centrocampista dell'Atletico Messina, intimandogli: questa è l'ultima, alla prossima ti ammonisco. Lancio lungo di Gatta, sponda di Gnoffo e ottima chiusura dei difensori messinesi. Sembra averne di più il Lascari Cefalù in questi primi 12 minuti di gioco. Ottima tenuta del campo, ottimo pressing, ottimo dinamismo e anche un paio di palle gol costruite. Qui non si capiscono. Lancio impreciso da parte di Gaetano Lembo, che spreca una potenziale ripartenza per i messinesi e con estrema facilità si impossessa del pallone Alessio Fiducia per il Lascari Cefalù. Gaetano Gatta in fase di impostazione, lancio lungo per lui, Moccero la spizza, Gnoffo, attenzione, quello forse è un fallo da ultimo uomo, ma l'arbitro estrae il cartellino giallo piuttosto che il cartellino rosso. Sembrava chiaramente un'occasione da ultimo uomo, quindi chiaramente era un fallo da espulsione. L'arbitro evidentemente ha valutato il fallo come un fallo da cartellino giallo, riteneva che forse l'attaccante era in linea con un altro difensore e quindi è estratto il cartellino giallo, anche se sembrava dalla nostra posizione, dalla nostra inquadratura, che si trattasse di cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Era ultimo uomo. Qui sul russo. Quando siamo quasi al 14° minuto, probabilmente si incaricherà della battuta del calcio di punizione il bomber Danny Moccero, che un paio di settimane fa è uscito sempre dallo stadio comunale Lardo di Lascari con una bellissima tripletta ai danni del Città di Galati, un gol in rovesciata che sarà probabilmente uno dei gol più belli dell'intera stagione, corredato da un bellissimo gol in pallonetto nei minuti finali. 3 gol, uno più bello dell'altro. E adesso mancherebbe un gol sul calcio di punizione ancora in questo inizio di stagione. Probabilmente è l'unica tipologia di gol non ancora siglata da parte del bomber
in maglia giallorossa con la maglia numero 7. Ecco Danny Mocciolo, la conclusione, grande parata del portiere avversario, grande respinta di Previti a negare il vantaggio dei Madoniti. Calcio d'angolo ancora per il Lascari Cefalù, precedentemente la battuta di Guzman che sembrava apparentemente fragile, debole, e si è rivelata molto pericolosa con lo Monaco nella circostanza ad un passo al gol. E ecco l'altra palla gol, stavolta con Gaetano Gatta. Dai, tiriamoli. Atletico Messina che soffre le palle inattive. C'è a terra un giocatore con la maglia numero 3 a terra, precisamente Matteo Vancheri. Quindi l'arbitro si accerta delle condizioni del giocatore e chiama l'ingresso dello staff medico in campo. Quando uno si infortuna, la botta d'acqua, Questa è una botta. Fa giocare con una borraccia. Ha preso una brutta botta il difensore Vancheri, che sta cercando di riprendersi. Squadre ferme in attesa di riprendere. Davanti! Si riprenderà con il calcio di punizione che verrà battuto da Previti, che già è intervenuto non soltanto in occasione del calcio di punizione di Danny Mocciolo, ma è intervenuto già in un'altra circostanza. Sembra dare molta sicurezza ai compagni di reparto e si riprende al minuto 16. Guzman di testa, Gnoffo la sponda per Di Salvo, che sembra davvero imprendibile sulla fascia destra, impreciso nell'occasione. Rimessa laterale per l'Atletico Messina. L'arbitro non fischia il fallo e lascia giocare Danny Mocciolo. La conclusione debole, centrale, nessun problema per Previti, che ha certamente visto di peggio in questo avvio di match. L'Atletico Messina sta cercando di stanare un Lascari Cefalù che sembrerebbe più in palla in questo primo quarto d'ora di match. Danny Mocciolo in mezzo a due non riesce ad avere la meglio. Calcio di punizione per il Lascari Cefalù, conquistato da Francesco Arena, che nella circostanza è stizzito, mostrando all'arbitro come abbia perso uno scarpino nel contrasto con l'avversario. Effettivamente ha letteralmente perso lo scarpino. Costruzione dal basso con Abate, con Guzman. Lascari Cefalù che recrimina ancora a distanza di minuti per il cartellino rosso non estratto nei confronti dell'avversario, che avrebbe veramente cambiato l'inerzia del match, avrebbe cambiato le sorti dell'intera partita. Questa di Gnoffo. L'Atletico Messina esce bene il disimpegno, poi un lancio lungo, ottimo nel controllo del pallone. Cuscinà, anche Cuscinà, che inizialmente avrebbe dovuto iniziare il match dalla panchina, è stato preferito nell'11 iniziale a sorpresa, così come anche la Mantia e Cuscinà avrebbero dovuto partire
dalla panchina e invece sono stati preferiti nell'11 di partenza. Respira l'Atletico Messina che finalmente raggiunge la tre quarti avversaria. Dopo 20 minuti di sofferenza. Fase di studio. Attenzione, conclusione da fuori e l'Atletico Messina ha la sua prima palla gol del match con il numero 10 Capilli Nicolò che va vicinissimo al vantaggio. Piuccia nella circostanza sembrava sorpreso a dirla tutta. Conclusione da fuori area che ha sorpreso il portierone dell'Ascari Cefalù. Fortunatamente per lui la palla esce di poco. L'Atletico Messina comunque tutto sommato ha retto bene in questo inizio di partita, nonostante le legittime palle gol costruite dalla compagine palermitana. Ancora rimessa laterale per l'Atletico Messina che coglie l'occasione anche per rifiatare. Alla battuta c'è Gulletta. Altra conclusione, blocca Fiducia centrale, nessun problema. L'Atletico Messina sembra volerci provare principalmente con le conclusioni dalla distanza, forse per mancanza di idee, forse per un buon posizionamento tattico dell'Ascari Cefalù. E quindi forse in questo momento è l'unica modalità di pericolo realizzata dal Messina, dall'Atletico Messina. Guzman, il suo cross, che era un cross ben indirizzato, dove c'erano addirittura due uomini dell'Ascari Cefalù. Calcio, rimessa laterale, della quale si incaricherà Francesco Arena. Gnoffo, controllo di palla. Arena è indisturbato, il suo cross troppo sul portiere, nessun problema anche se il rinvio lascia un po' a desiderare. Messa laterale per il Ascari Cefalù. Arena torna indietro giustamente da Gaetano Gatta. Abate. Di Salvo che cade a terra. Non sembra esserci stato un contrasto, forse sta preso una botta fortuita, involontaria. Messa laterale per l'Atletico Messina. Il lancio lungo dell'Atletico Messina alla ricerca del numero 11 La Mantia, anche se nella circostanza sembrava esserci un fuorigioco del quale l'arbitro non si è avveduto, ma comunque il tutto si conclude con una rimessa laterale appena conquistata dall'Ascari Cefalù. E c'è il fallo di Mocciolo, effettivamente ci sta
protesta, ma il fallo c'è tutto. Quando siamo all'interno del 25esimo minuto, 0-0 ancora al Comunale Lardo, stadio Comunale Lardo di Lascari. È la seconda partita casalinga da quando è stata riaperta la struttura, dopo un periodo di rinnovamento, di ristrutturazione. Finalmente la struttura è completa, è venuto fuori davvero un bello stadio dove si può veramente giocare un buon calcio. Infatti alla prima in casa, anche se non davanti al proprio pubblico, il Lascari Cefalù si è presentato con una goleada appena 2 settimane fa contro il Città di Galati. Nella circostanza da menzionare, da ricordare la tripletta del bomber Mocciaro, ma in generale una gran prestazione da parte di tutti gli uomini di mister Nardi. Ora attacca il Lascari Cefalù con Monaco che conquista un calcio d'angolo, conquista un ottimo calcio d'angolo, ottima opportunità per poter salire anche dalla retroguardia i difensori. Infatti sta salendo anche Gaetano Gatta. 6 uomini dentro l'area di rigore, potrebbe essere una occasione per poter sbloccare questo match. Il cross troppo basso, sembrava esserci stata una deviazione, invece no, perché l'arbitro decreta il rinvio dal fondo. Sempre costruzione dal basso, non ci sono mai lanci lunghi. E Atletico Messina, eccolo qua il lancio lungo. Di Salvo alla meglio sul numero 10 dell'Atletico Messina, poi lancia bene a Danny Mocciaro che si riesce a girare e poi la palla esce fuori di pochissimo. Quelle movenze di Danny Mocciaro che mettono sempre in difficoltà tutte le retroguardie di questo girone, nessuno lo riesce a fermare. Poi la sua conclusione che esce a fil di palo di pochissimi centimetri alla destra di Previti. Movenze che ricordano un po' quelle di Matteo Brunori. Del resto le caratteristiche tecniche sono quelle. Fiducia invita i propri compagni a salire, ad alzare il baricentro. Ed ecco il lancio lungo che oltrepassa abbondantemente la metà campo. Lo stop di Mocciaro è ottimo. Poi Di Salvo propone la triangolazione a Mocciaro che non riesce però a crossare e si spreca una potenziale pallagol importante per il Lascari Cefalù. Qui Arena è bravissima nell'anticipo. Monaco usa il fisico e la ripassa nuovamente. Ecco, Monaco sta facendo un'ottima partita, vince il contrasto, la conclusione è debole, semplice per Previti, ma Monaco ha avuto un buon avvio di match, giocate d'autore, gioca molto per la squadra, si sacrifica, non giocava titolare da diverso tempo, ma oggi sta davvero confermando al mister Nardi di aver preso una buona scelta. Gnoffo fa salire la squadra ancora per Monaco. Si sarebbe proposto Arena, non lo vede nella circostanza Monaco. Poi Portera cerca di assistere il numero 10 Salvo, forse chiede troppo ai suoi piedi e il pallone esce.
Un bel pomeriggio di sole, nonostante ci si avvia ormai alla stagione invernale. Siamo quasi alle porte di dicembre, ma c'è un sole splendido in questo 26 novembre all'Ascari. Ottimo rinvio di Previti. La mantia per Atletico Messina conquista una rimessa laterale, non senza protesta da parte del pubblico di Lascari. Lancio lungo di Gulletta, nulla di fatto. Si picchiato si fanno, per piacere. Ancora a Ria. Calcio d'angolo conquistato con caparbietà da parte del numero 9 Cuscina. Questo, se non ricordo male, dovrebbe essere il secondo calcio d'angolo del primo tempo per la compagine messinese. Calcio d'angolo conquistato davvero con astuzia, quando sembrava ormai l'azione sembrava ormai terminata, invece si incarica della battuta il numero 7 Liotta, il cross, ottima la chiusura della Scaricefalu. Attenzione che forse c'è rigore, però no, c'è fallo in attacco, protesta da parte di quando fa lo scienziato però non è possibile, lo fa lo scienziato. Arena. Attenzione, azione molto bella dell'Atletico Messina e Fiducia, ottima uscita. Questa è la seconda palla gol vera di questo match per la compagine messinese, che conquista adesso una punizione che effettivamente c'è. Ottima veramente l'uscita di Fiducia a salvare letteralmente il risultato. Distrazione della difesa, ma Fiducia è stato davvero provvidenziale con l'uscita bassa a proteggere la porta. C'è un giocatore della Scaricefalu a terra, non riesco a individuare in questo momento il nome, forse Ninni Portera, però tempo che verrà recuperato sicuramente. Sì, è proprio lui, il capitano Ninni Portera, in attesa del ritorno di Fazio, ormai assente da mesi dalla passata stagione, prima che la squadra arrivasse nella finalissima playoff. Si è infortunato durante proprio il percorso dei playoff. Sono due uomini accanto al pallone. Sembra che si voglia incaricare della battuta non il numero 7. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Oggi sta andando Circuizione proprio sulla barriera e poi ci riprova. Poi ci riprovano. Sbilenca. Vai, bravo Alessio! Da parte di Ignazio Cappello. Ci provate Ignazio Cappello. Prima centro la barriera e poi
meta rugbistica. Gran colpo di tacco di Danny Moccero. Di Salvo ha cambiato lato. Di Salvo ha cambiato lato nel frattempo. Il suo cross non trova nessuno. E poi Arena arriva prima degli altri. Arena va alla conclusione. Fuori di pochissimo. Dai, dai! Voleva mettersi in proprio il terzino Francesco Arena che cerca il gol della domenica. La palla esce davvero di poco e si può annoverare certamente come ulteriore palla gol per i giallorossi. Ora Di Salvo che da pochi minuti è passato dal lato destro al lato sinistro per chiara indicazione di Mister Nandi. La sovrapposizione di Arena che conquista l'ennesimo calcio d'angolo di questo primo tempo. Vai Pietro! 8-2. Arena quindi portare il cross, non trova nessuno, la palla torna da Di Salvo che aggancia il pallone non con poche difficoltà e alla fine perde anche il pallone. Non è fallo e parte in contropiede la società messinese, solo che però poi la verticalizzazione è imprecisa e si spreca una potenziale e pericolosissima palla gol in contropiede. Fiducia invita i suoi compagni alla calma ed effettua il rinvio. Attenzione, rimessa. Bravo. Già, ce l'hai. Fallo in attacco. Atletico Messina ha preso coraggio negli ultimi minuti e adesso la partita è un po' più equilibrata rispetto ai primi 15 minuti in cui sembrava aver preso il sopravvento la squadra giallorossa. Si prepara ad un'altra conclusione da fuori area l'Atletico Messina che perde l'attimo quindi cross del numero 2 e nessun problema per Fiducia che blocca. Potrebbe rilanciare e lo fa effettivamente per Monaco che chiaramente ha cambiato anche lui lato, visto che Di Salvo si è spostato a destra. Lo Monaco si è spostato a destra poiché appunto Di Salvo si è spostato a sinistra. Danny Moccero inventa anche nei panni di fantasista. La palla è uscita di poco, poi segna Gnoff di testa, ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi non si può neanche parlare di gol annullato. Palla che aveva superato la linea di fondocampo davvero di pochissimi centimetri, però effettivamente sembra corretta la decisione da parte del guardialinea in concomitanza con l'arbitro. Aveva segnato un bel gol di testa Gnoff, ma non si può, ripeto, parlare di gol annullato. Gnoff molto utile nelle sponde, nel far salire la squadra, nel creare equilibrio. Di Salvo, vediamo se inventa qualcosa. L'idea non era male.
Ce la fai. e alla fine conquista un calcio d'angolo l'Ascari Cefalù, perché nella circostanza il difensore Cappello ha un po' ciccato il pallone e quindi regala calcio d'angolo. Vediamo se verrà costruito un altro pericolo, sempre con Guzman, che stavolta cambia lato, stavolta calcerà dal lato sinistro, finora ha sempre calciato dal lato destro. Calcio d'angolo di Guzman, attenzione all'Ascari Monaco, la ripassa a Guzman, che nel frattempo è uscito dal fuorigioco e quindi irregolare. L'arbitro rischia fallo in attacco. L'arbitro rischia fallo in attacco, intravede un fallo che effettivamente sembrava non esserci. L'arbitro avrà visto qualcosa che sfugge dagli spalti. E chissà bella. Regolarissimo. Anzi, forse il fallo l'ha fatto. Sembrava quasi che fosse stato il difensore a far fallo in realtà a strattonare piuttosto che l'attaccante, che nella circostanza era in realtà il terzino Guzman. L'arbitro dà delucidazioni alla panchina dell'Ascari Cefalù per la scelta appena presa e si riprende a giocare. Riprende a giocare l'Atletico Messina, che ripeto, dopo il primo quarto d'ora di totale sofferenza ha giocato una partita alla pari con il Ascari Cefalù. Ora nel frattempo il Ascari ha recuperato un pallone mortifero sulla tre quarti. Moccero la serve benissimo per Guzman, che si propone e Saulo non lo aiuta nessuno. Quindi Portera non lo aiuta nessuno, si chiude in una gabbia e perde il pallone. Lo scambio! Che ci chiamo scambio? Lo scambio! Una palla! Sta crescendo l'Atletico Messino, che sembra aver preso le misure. Sembra aver preso le misure dopo un avvio davvero sofferto. L'Ascari Cefalù aveva costruito 3 palle gol nei primi 15 minuti e dopo però Atletico Messina ha iniziato a crescere piano piano fino a costruire anche lei le sue prime occasioni nitide. Che c'era l'appoggio con Cristiano, ci può scambio, ci chiamo scambio. Attenzione, il cross dell'Atletico Messina non incontra la testa di nessuno. C'è il rinvio dal fondo per l'Ascari Cefalù. Siamo arrivati ormai alle porte del 43esimo. Immagino che ci siano un paio di minuti di recupero perché il gioco è stato fermo in diverse circostanze. Ecco il rinvio di fiducia. Il controllo di Moccero, ottima la tecnica. C'è il fallo di Monaco, l'arbitro non fischia, allora si prosegue. Di Salvo non la passa in mezzo a 3 uomini, il cross di Salvo e niente, nulla di fatto. Ma che? Come venisse? 5 minuti la palla ne viene su. Salta Flauto. Il centrocampo dell'Ascari Cefalù sta un po' soffrendo centralmente i contrasti. Flauto sembra non aver ha difficoltà ad averla meglio nello scontro, nei contrasti, negli scontri con gli avversari, e questo si riverbera anche
questi ultimi 30 minuti di andamento del match, che sicuramente non sorride all'Ascari Cefalù, che sembra essere calato dopo il quarto d'ora. Sembra essere calato soprattutto per quanto riguarda la zona centrale di campo, ma anche nel coordinamento tra i reparti. E di questo se n'è senz'altro accorto l'Atletico Messina, che ha preso fiducia e consapevolezza. Qui esce benissimo in disimpegno la squadra in maglia blu prima di perdere poi il pallone. Anche Luca Monaco negli ultimi 15 minuti sembra essere calato vistosamente. Infatti si stanno riscaldando già alcuni uomini nella panchina dei giallorossi. 45esimo scoccato da pochi secondi. Si entra nel recupero, che immagino sarà di 2-3 minuti. Eccolo qua, flauto per Monaco. Mocciaro in mezzo a due uomini, riesce ad avere la meglio, ma poi serve malissimo ai compagni. Ma recupera palla Guzman. Nini Portera. Niente da fare. Niente da fare, difficile da scardinare il muro blu. Attenzione, trattenuta Di Salvo, che però poi reagisce male nei confronti dell'avversario con una gomitata che poteva costargli davvero tanto. Rischia davvero tanto Simone Di Salvo con questo gesto, ma aveva dapprima subito la trattenuta e quindi è sicuramente fallo in favore dei giallorossi, e infatti nella circostanza l'arbitro ammonisce giustamente. L'arbitro ammonisce giustamente il numero 11 la Mantia, però Di Salvo col suo gesto ha rischiato davvero grosso. Potrebbe essere l'ultima occasione di questo primo tempo. Si incarica della battuta Gaetano Gatta, scelta alquanto peculiare, quanto sorprendente. Ed ecco l'azione. E finisce il primo tempo, 47 minuti precisi, 2 minuti di recupero esattamente come avevo ipotizzato antecedentemente, e termina così il primo tempo. Sì, una partita molto frizzante nei primi 15 minuti, salvo poi abbassare i ritmi, e alla fine si annoverano 3 palle gol per l'Ascari Cefalù e un paio di occasioni pericolose anche per l'Atletico Messina, nelle quali almeno in una delle due circostanze fiducia si è rivelato provvidenziale. Che cazzo ci sono clienti che se ne passa la palla ha ragione di nuovo quando si sta usando il pallone. Cioè vedi, è un passaggio che si fa, arrivata a te non si passa più. Ognuno come cazzo so. Anche ognuno gioca per il cazzo. Folgore Castelvetrano, Don Carlo Misilleri, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolo Celluffo e benvenuti allo stadio Paolo Marino. Prova a metterla giù Cernia, non è semplice, il terreno non è in perfette condizioni e quindi Lupo tenta la giocata, poi da fuori il tiro da parte di Ashur. La Vardiera si è proposto, poi Federico, attenzione alla possibilità per il Misilmeri, la fa passare Pavisic sul secondo palo. Ferrara la lascia a Lucera, ancora Lucera per Cernia, chiusura difensiva da maestro da parte di Altieri. Chiaro che per motivi diversi la posta in palio è certamente significativa, da una parte la voglia di risalire la classifica della Don Carlo, dall'altra quella della Folgore di consolidare un piazzamento in zona playoff. Attenzione a Lucera che apre, cambia tutto, la conclusione di Pavisic, la gran risposta di Pizzolato. Una delle ultime opportunità dunque di questo primo tempo. Lucera la lascia a Romano,
batte sempre corto, la girata, il palo colpito da Pellegrino. Cerniglia con il petto, ci prova da casa sua Cerniglia, para centrale, Pizzolato, eccolo servito il 7, e spalle alla porta. Cerniglia, ci prova Cerniglia, Pizzolato, para. Prova ad autolanciarsi Federico, arriva il fischio dell'arbitro che estrae un altro cartellino. Attenzione, perché nei paraggi c'è anche Montori che è già stato ammonito. Giallo e rosso, eccolo qua, per Montori che era già ammonito e quindi lascia la Folgore in 10 uomini. Bargione fa una bella giocata e va da Altieri che ci prova lontano. Lucas Sebastian Tieffo, Tarantino, movimenti di Fofana, se la porta avanti con la testa il 9, c'è Pellegrino davanti a sé, lo ostacola senza fallo, bravo qui Pellegrino. L'altro cross di Tarantino, Baldassar Muragna per Fofana, intervento miracoloso da parte di Pellegrino che con la punta ferma Fofana, che palla gol per la Folgore. Qualche protesta del pubblico, nulla di fatto, secondo il giudizio dell'arbitro è stato fenomenale Pellegrino con questa chiusura. Cosentino sale anche lui, la guarderà, alza la testa e crossa per Matera, pizzolato con un pugno, brivido per i tifosi della Folgore. Lupo, movimento di Fofana, occhio che è veloce l'attaccante, Zummo prima di lui. Battuta, pizzolato, finisce giù, non c'è fallo, triplice, fischio, finisce così, 0-0. Folgore Castelvetrano con Carlo Misilmeri con qualche fischio che si alza dalla tribuna dello stadio Paolo Marino. Mister, dalla tribuna non è mai facile, però che partita ha visto? Sicuramente è stata una gran bella partita, agonisticamente valida, due belle squadre che si sono affrontate. Fino all'ultimo secondo entrambe hanno provato a vincere, alla fine è uscito fuori un pareggio che io penso che lasci contenti entrambi. C'è un po' di rammarico per l'espulsione perché vi ha lasciati chiaramente in 10 a metà secondo tempo, poi per quella palla gol sui piedi di Fofana negli ultimi minuti è stato murato all'ultimo secondo, poteva essere un finale diverso. Sì, no, noi anche in 10 uomini abbiamo provato a vincere la partita perché insomma giocavamo in casa e pur non essendo in 11 comunque abbiamo provato a vincere fino alla fine. Sì, abbiamo avuto diciamo nel secondo tempo abbiamo avuto le palle gol più nitide. Ecco, mi ha dato un assist, giocavate in casa, una tribuna strapiena per sostenervi, questo è chiaramente un bel segnale. Sì, noi abbiamo una tifoseria che ci segue sempre, molto calorosa, è chiaro che si aspetta sempre che noi ogni domenica facciamo bottino pieno, però insomma il campionato è lungo, è duro e sappiamo che praticamente ogni partita sarà sempre combattuta. La prossima in casa della Nissa, che partita si aspetta contro la capolista del girone A di eccellenza? Non abbiamo niente da perdere contro la Nissa, andiamo lì e cercheremo di fare il massimo. Giampaolo Lobue oggi in panchina nella Don Carlo Misilmeri, partiamo dal risultato 1-0 che vi fa ripartire, ecco. Sì, sicuramente è un risultato che ci va un po' stretto perché comunque venivamo da risultati poco carini, però oggi ci tenevamo a fare bene dopo una settimana difficile. Abbiamo rischiato, secondo me, ma potevamo fare un po' meglio e portarci a casa il risultato perché comunque secondo il mio punto di vista abbiamo fatto abbastanza bene e con un po' di cattiveria in più potevamo fare il risultato pieno. Ecco, quanto rammarico c'è soprattutto perché il Misilmeri è rimasto in superiorità numerica nella seconda parte del secondo tempo, forse lì si poteva spingere un po' di più. Capisci bene che quando c'è un po' di stanchezza mentale, non so se definirla così, non siamo abbastanza lucidi per fare bene, però ci stiamo ricompattando, stiamo cercando di rialzare la china,
Devo dire che abbiamo fatto per me un'ottima gara, perché comunque in un campo difficile come questo portarci alla fine uno 0-0, un punto, e ci dà la spinta in più per cercare di fare bene le prossime partite. Prossima gara appunto contro Super Giovane Castelbuono, che partita si aspetta? Ma noi scendiamo in campo sempre per fare il risultato. In settimana adesso ci ricompattiamo, lavoreremo per fare assolutamente il risultato pieno a Misil Meri. Diallo voleva l'1-2 con Suarez, poi Suarez magicamente recupera il pallone, lo serve a Diallo che mette il pallone in mezzo, mostruoso Keba, mostruoso. Concentrazione altissima per i due che si affronteranno a breve. Fischia l'arbitro, rincorsa da parte di Torres, aveva intuito l'angolo Keba, la Super Giovane Castelbuono si porta in vantaggio sul calcio di rigore da parte di Torres, il vantaggio dei ragazzi di Inter Bognanni. Diallo che prova a prolungare, va Palardo, pallone dentro, Diallo, era tutto buono, Diallo spreca una grande opportunità. Fischia l'arbitro, parte Licata, conclusione bassa per conclusione, calcio d'angolo, va ad andare qui Torres, Suarez prova a mettere il pallone, c'è Torres, quel Cianci non ti smentisce mai, 2-0. L'arbitro aveva fischiato, il giocatore Mazzara è andato a fare il passaggio, Suarez mette il pallone in mezzo a cercare Diallo, poi Pappalardo potrebbe coordinarsi, fronteggiato da Erbini, poi Antus, il suo sinistro dice tra le braccia di Keba. Dentro il colpo di testa alla rete, Ortiz, anzi Jammem trova il gol del 2-1 all'improvviso, riapre il Mazzara 46 con Jammem per Pappalardo, scusate, a Penisi, Garofalo, cercare di dire Torres che è partito di posizione regolare, Torres, calcio di rigore giallo per Keba, con il mancino, rincorsa centrale da parte di Arenoso, Arenoso contro Keba, fischia all'arbitro, la rincorsa da parte di Arenoso, 3-1 Super Giovane. Ha ristabilito il più 2 la Super Giovane Castelbuono con Federico Arenoso. Attenzione, Belecco serve il pallone con Pompardo che poi calcia al lato, Bertoglio prova ad andare via, Bertoglio si rialza, prova adesso la posizione, opportunità per il Mazzara Roselli, riparte nuovamente il Mazzara 46 che insiste, conclusione, pallone passa a Jammem, palla che si perde sul fondo, il Mazzara 46, palla dentro, poi conclusione, rete del Mazzara, Sheriff. Cerco di compagni, giocano per fare se bravo Guzman! Dai, così!
La lava forse per il La prima volta. Tagliate distinta la tua squadra. Già ho parlato con il presidente, ho parlato io, Filippo. Soprattutto il portiere 2005. Tagliate. già parla come Una voce in campo, non può passare Gaeta. E si riparte col secondo tempo a parti invertite. Polisportiva Lascari Cefalù, Atletico Messina 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, molto frizzanti nel primo quarto d'ora, salvo poi abbassarsi clamorosamente i ritmi, almeno per quanto riguarda la compagine di casa, e Atletico Messina che si è resa pericolosa in un paio di circostanze. Attenzione, il cross di Flauto fuori. Sta palla flauto, figlio. Un po' da fuori classe, no? Che poi vai a palla fuori. Rimesso il laterale per l'Atletico Messina, si incarica Gulletta, senza badare all'estetismo. Gaetano Gatta spazza lontanissimo. Vedremo quale sarà lo spartito di questa ripresa, con Monaco che effettua un dribbling davvero bellissimo. Attenzione a Monaco, la conclusione che stava quasi per diventare un assist per Domenico Gnoffo, che la serve a Portera, che chiede il calcio di rigore e lo ottiene. Calcio di rigore per il Lascari Cefalù al minuto 47, siamo appena giunti al secondo minuto della ripresa. Calcio di rigore conquistato dal capitano Ninni Portera. Indubbiamente se ne incaricherà il bomber Danny Mostro. Però Rosa, vedi il caso, metti caso che passa palla, succede una trazione e un gioco rigore. Sì, ma palla la passare, ma meno male con la passata! Passava la palla, facevano gol giusto chiaramente. Meno male con la passata! Al terzo minuto della ripresa, Questi abbiamo, e tu lo sai. episodio chiave che potrebbe sbloccare la partita. Da un lato il bomber Danny Moccia, dall'altro lato il portiere Previti. Il tiro rete, il vantaggio dell'Ascari Cefalù, sempre lui, non si smentisce mai, il bomber Danny Mocciaro. Minuto 48, Lascari Cefalù 1, Atletico Messina 0. I meritati festeggiamenti, mentre gli avversari hanno già sistemato il pallone sulla
linea del centrocampo per ripartire. Concentrati! Concentrati! E si riparte. Vedremo quale sarà la reazione degli uomini allenati da Gaetano Di Maria. Flauto. Ennesimo passaggio sbagliato. Attenzione, Vancheri. Azione avvolgente della compagine messinese. Ecco, il campo finisce, si riparte da una rimessa dal fondo per Fiducia, impegnato solo in occasione di una circostanza, poi per il resto inoperoso. Ed ecco il rinvio di Fiducia. Flauto perde il contrasto, ma la palla torna tra i piedi di Ninni Portera, protagonista del calcio di rigore conquistato. Qui aveva avuto un'ottima transizione offensiva che però l'arbitro interrompe perché ha ravvisato un'irregolarità. Arena. Flauto è libero e solo di poter impostare. Quindi Portera sbaglia il passaggio, poi Gatta addirittura scivola e poi per non rischiare spazza il pallone. Ottima la chiusura di Gatta, che poi conquista anche la rimessa laterale. Anzi, l'arbitro forse nelle circostanze ha fischiato una punizione in favore della compagine di casa. Lancio lungo di Gaetano Gatta, la solita sponda di testa di Gnoffo, poi Mocciaro. Monaco si inserisce il tiro a rete, il raddoppio dell'Ascari Cefalù con il gol di Luca Monaco. Era fallo, Probabilmente era fallo, ma l'arbitro non fischia e quindi c'è il raddoppio al minuto 52. Lo so, no, hai ragione. Non l'Italia queste cose, l'Italia è gol. Io voglio la squadra perché se oggi vinciamo, domani perdiamo. Però tu hai, scusami, a questo punto quando ti chiappa Ido, io lo farò per i fatti miei per altre cose. Chiappa Ido, e quindi raddoppio, 2 gol in appena 7 minuti per indirizzare il match. 2 gol regalatevi. 2 gol regalati. 2-0 per il Lascari Cefalù. No, un rigore regalato no. Come appena tocco figlio un po' che esce. Vabbè, ma in già l'aria. Sarebbe vitale conquistare i 3 punti nella giornata odierna perché significherebbe allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica, dato che in questo momento il Lascari si trova in penultima posizione in concomitanza proprio con l'Atletico Messina con 7 punti e sarebbe la seconda vittoria casalinga allo Stadio Largo. Buono. Calma ragazzi, calma, stiamo calmi, sereni.
Atletico Messina vince un contrasto e guadagna anche un calcio d'angolo. Io sempre tutto dentro non mi piace, uno qua perché mesce sta palla a venire dentro. Calcio d'angolo dell'Atletico Messina non sortisce alcun effetto. Basta, è finita, è finita! Quindi portera allontana benissimo Abate. Rimessa laterale per l'Atletico Messina. È normale. Quando io ho quattro cose in mano e mi è caduto tutto. Ora io non so più come riprenderlo. Ancora ora ha cominciato il secondo tempo. Non so più come riprenderlo ora. Mari, ci sentiamo dopo, ciao, sì, ciao. Devo cercare di qualcuno che mi tiene o questo, perché se no io appena mollo questo mi cade il telefono. Vabbè, ma quello in tasca non lo puoi mettere. Scusa, lo metti in tasca. Risolve il problema, no? Speriamo che per il peso non cade il telefono pure. Qua. Calcio di punizione per l'Atletico Messina. Guantino fuori aria, Guantino! Fuori aria! Azione! Fuori di pochissimo, Atletico Messina va a centimetri, a millimetri dal 2-1. Dai ragazzi, dai, tranquilli! Calcio di punizione per il Lascari Cefalù.
Sostituzioni per la Scagefulu, esce Flauto Cicero. ed entra Cicero. Il posto di Arena impallato, Cicero abbatte, Gaetano Gatta, il lancio lungo per non rischiare, azione confusa, forse c'è un tocco di braccio da parte degli avversari, l'arbitro non se ne vede, non se ne ravvede. Ecco, di salvo la sovrapposizione di Arena, che è sempre molto generoso con gli inserimenti, e conquista l'ennesimo calcio d'angolo della sua partita. Ed ecco poi il calcio d'angolo . Sessantesimo, superato da un minuto. Angolo, colpo di testa di Gatta, che però non riesce a trovare a Gnoffo che non arriva per pochissimo, e se ne va quest'altra occasione da gol per il Lascari Cefalù. Previti lascia la battuta della rimessa dal fondo a Cappello, al capitano Ignazio Cappello. Sostituzioni in casa Atletico Messina nel frattempo. Cappello, Bulletta, la Scagefulu che è tornato, grande recupero palla per Arena, che è uno dei migliori in campo in questo secondo tempo, ma nel complesso uno dei migliori dell'intera partita. Qui c'è un contrasto che l'arbitro reputa falloso, sembrava un normale contrasto di gioco all'altezza della linea mediana del campo. Proteste in casa Atletico Messina. C'è punizione senza idea. Monaco tiene il pallone e però non la serve e finisce per perderla. Attenzione all'Atletico Messina. Portera Moccero, ancora Portera. Gnoffo che conquista una punizione che l'arbitro però non fischia, l'arbitro lascia continuare con Portera che rimane a terra, anzi con Gnoffo che rimane a terra. Niente, l'arbitro sta iniziando a lasciare giocare un po' troppo negli ultimi minuti. La partita si sta incattivendo. E quarto.
buono da me, dai! L'Atletico Messina non è riuscito a reagire per come ci si aspettava. Sembra aver anzi accusato il colpo del doppio vantaggio dell'Ascari Cefalù, perché da quando la partita si è indirizzata verso determinati finali non ci sono state ancora occasioni degne di nota da parte degli uomini di mister Di Maria. Arriere. Le azioni sono piuttosto confuse. E l'Ascari Cefalù si limita semplicemente a gestire. Arena, ottimo il dribbling che conquista l'ennesimo calcio di punizione della sua partita. Portano palla troppo. Forse probabilmente Arena è il migliore in campo tra i suoi. Per la gara di grande sacrificio, determinazione e abnegazione, oltre che di spinta sulla fascia sinistra. Con le sue proposizioni ha conquistato davvero tante palle inattive, tanti falli nei momenti chiave della partita anche. Qui l'arbitro non fischia, effettivamente sembrava esserci una simulazione da parte del numero 20 dell'Ascari Cefalù. Cicero. Attenzione, l'Ascari Cefalù più allontano. Si resta sulla 3/4 d'attacco. Quando l'Atletico Messina è qui non si capisce se volesse crossare o passare, alla fine nulla di fatto. Ignazio Cappello. Attenzione, bravo Gatta nello spazzare e poi la conclusione da fuori area da parte da parte di Marretta, ma sbilenca a dir poco. Sbilenca a dir poco. Catania. Tu seguivi il becco. Come si chiama il nome? Gioacchino. Vai Gioacchino! Calma. Perché stai fatto fuoco, tranquillo. Fiducia. Bravo, Pallone recuperato da Joachim Guzman. Anche lui. Ma al contrario, Ottima partita. sta aumentando, arbitra. Occhio. Guzman trova libero Cicero, poi Mocciaro, bravissimo, in mezzo a due uomini riesce addirittura quasi a servire a Cicero. Bravo, vai dopo. Noffo, fallo in attacco, però l'arbitro non fischia perché dà la regola del vantaggio. Bravo, Partita confusa adesso. bravo, dov'è? Dopo il raddoppio dell'Ascari Cefalù sono stati circa 20 minuti di... Attenzione a Mocciaro! Non riesce ad aggiungere la Fallo! Fallo in attacco. Quelli significa passare la palla. Comunque di prima va a tirare perché un rientro non lo può fare in già l'aria, Santa Maria. L'azione in 6x6. Sì, no, in 6x6 ci vuole un passaggio subito, immediato. Saraniti attende il via dell'arbitro per ripartire. E c'è una sostituzione pronta per l'Atletico Messina. Basta Ninni, basta, non ha senso Ninni, basta!
Facciamola così. Bravo Sari, mettiamo sta palla a nuoto così. Si chiama Sario proprio. Sario si chiama. Sì, Sario, sì. E che cosa vedi? Non lo so, c'è questa così. Pronto Sario. Dino Sario. Vai Sario. Che Sario? Portera, Gnoffo. Vai, vai, portera. Assist fantastica. La traversa. La traversa di Monaco. A 2 passi dalla doppietta personale. Cioè, al minuto 70. Era probabilmente più semplice segnare che sbagliare. Dai, buona azione, buona, dai raga, dai! Attenzione. Arnaud il tiro fuori di pochissimo. Usai ci io col colpo dietro, c'hai salsa palla. Vai Ale, vai! Fiducia. Vai a proseguire il gioco. Cicero indietro molto bene per Portera. Gnoffo, sponda intelligente per Cicero. Bravissimo Cicero, molto bravo. Gnoffo. La conclusione. Va bene, buona Domenico! Vabbè, dov'è? Nessun problema per Previti. Adesso il Las Cefalù sta legittimando il vantaggio negli ultimi minuti. Gaetano Gatta. Di salvo. Gnoffo. Molto bene per Cicero. Ora c'è Arena. Prova! Il tiro di Gnoffo. No! La respinta di Previti che in 2 tempi. Marretta, lancio lungo. Attenzione, molto bravo nell'uscita Fiducia. La fai indispettire! Alzati! 72 minuti di gioco. Lancio lungo per Fiducia. 1, 2, ci puntavo tempo. Gnoffo, sempre molto bravo. E quando ce l'hai chiamare, non si dice fallo nella circostanza. E infatti si prosegue con l'Atletico Messina nella transizione offensiva, superato il centrocampo. Passaggio tra le linee e calcio di punizione conquistato dal numero 17 Calapai, che si è inserito molto bene tra le linee, ripeto, e conquista un calcio di punizione sulla 3/4 dai 25 metri circa. No, mette ordine, è una cosa diversa. Sì, ma è pure dura ci giochiamo. Oh, che standaccia 2-0. Organizziamoci per qualche vermissa anche a loro. Sì, ancora non ho capito cosa è successo. E non lo so, vabbè, ormai è fatto. Questi iPhone. No? No, non obbliga che devi usare l'iPhone, ma certo quanto Poi te lo vedi, non fare un